terza edizione del premio dedicato a Rolando Segalin dal figlio Luca. Seconda edizione a livello regionale, 25 partecipanti da tutte e 7 le province del Veneto, la maggioranza chiaramente quasi la metà provenienti da Venezia, e prodotti di tutti i tipi, si va dal vetro alla lavorazione dei metalli, alla lavorazione del cuoio, calzaturifici, borse, bricole in legno trasformate in oggetti d'arte. Stiamo parlando dell'artigianato artistico veneto che si presenta però con i suoi giovani. Chi poteva partecipare al bando anche quest'anno erano gli under 45 e le opere che sono giunte rappresentano comunque uno spaccato interessante di un mondo che è sempre vivo. Premio Rolando Segalin. Allora adesso è arrivato il momento finale della premiazione del vincitore, al quale ovviamente va un premio di 3.000 euro, che viene assegnato al lavoro di Alessandro Moretti, titolare della ditta Costantini Glassfeld. Alessandro Moretti ha vinto il primo premio del premio Rolando Segalin del 2017 con una produzione tipicamente muranese. Stiamo parlando di perle a lume che però hanno una caratteristica digitale che le collega tra loro. Sì, allora parliamo di un'opera realizzata con delle perle realizzate a lume, con una lavorazione di colori sovrapposti e lavorati con una tecnica di tipo sommerso, e poi molati a freddo tramite molatura a diamante e collegati tra di loro con degli snodi realizzati in stampante 3D grazie al supporto di Matteo Saverio e Cazzaro Mauro, che mi hanno supportato su questa cosa. L'opera poi ha un piccolo segreto interno per l'illuminazione, che questo è il bello, diciamo, dell'opera, perché viene illuminata all'interno da dei LED che giocano sul taglio della lavorazione e molatura esterna con delle riflessioni di colore e di luce particolari. Il vetro di Murano è sotto attacco da ormai qualche decennio, le fornaci chiudono, però diciamo che si parla sempre del vetro di Murano vecchia tradizione, i vasi, le cose soffiate, eccetera. In realtà il vetro può diventare uno strumento di ricerca? Sì, sicuramente sì, è una materia che sicuramente, oltre a tutto quello che riguarda la tradizione e il passato, può dare ancora molto. Può dare molto sia a livello di tecniche sia a livello di soddisfazioni, perché comunque è una materia che chi la lavora la ama e quindi si può fare veramente di tutto. E lei pensa che ci sia un futuro per il vetro di Murano o ormai la tecnologia potrebbe far scappare questa produzione da noi? Allora, la tecnologia comunque influisce qualcosa sicuramente. Io penso che si sia persa una generazione, nel senso che vedo che la nuova generazione, quella diciamo dall'età mia in giù, inizia già a avvicinarsi di più. Secondo me c'è stato uno sbaglio generazionale di papà che lavoravano in fornaci, che facevano di tutto perché i figli non andassero a lavorare in fornaci. Architetto e designer ha dato vita ad una nuova idea di fontana luminosa per interni, nella quale convivono l'arte vetraria muranese e la tecnologia software più avanzata. Simona Favrin della Ecosystem, avete vinto il secondo premio con un prodotto molto originale, una fontana che usa i marmi molto pregiati ma che sta dentro le case. Sì, è una fontana per interni, è compatta e soprattutto è una fontana innovativa, un cuore tecnologico che le permette di reagire alla presenza di una persona, quindi il flusso dell'acqua cambia in presenza di una persona, ha delle pulsazioni luminose e in più è gestita tramite smartphone o tablet e quindi è possibile sentire la propria musica, quindi diventa un elemento vivo all'interno della casa, è un elemento d'arredo che diventa protagonista dell'ambiente in cui viene inserito. Voi siete degli imprenditori artigiani, però questo è un prodotto quasi da grande impresa o comunque da grande design. Com'è stato il connubio tra il fatto di essere piccoli e aver realizzato un prodotto così originale?
Allora, sì, è vera questa cosa, è un prodotto che può diventare un prodotto d'impresa. Il gap è stato superato facendo rete, cioè abbiamo creato una rete tra tante professionalità, tra tanti artigiani, e quindi c'è l'artigiano del vetro, l'artigiano dell'acqua, l'artigiano che sa creare impianti. La rete ci ha permesso di creare una connessione così forte che appunto ci ha consentito di realizzare un prodotto superiore alle forze singole dei partecipanti all'impresa. Il terzo classificato va all'opera di Enrico Zizzola della Cycled SNC. Enrico Zizzola della Cycled, azienda artigiana, ha partecipato al concorso di quest'anno del premio Rolando Segalin, terzo posto per una produzione di cinture e oggettistica, comunque di abbigliamento, fatta in maniera molto particolare. Sì, diciamo che recuperiamo una cosa che nella bicicletta normalmente avrebbe buttata, che è il copertone. E la cosa che facciamo noi è dare una nuova vita a questo copertone, diventando un oggetto di abbigliamento come una cintura, o magari anche un portachiavi o altri oggetti, che andremo poi a promuovere nel corso della nostra azienda. Avete curato molto anche l'aspetto dell'informazione con dei bellissimi video e anche quello della presentazione nei negozi, nel senso che voi non vi siete fermati al prodotto, ma avete realizzato anche tutta dell'oggettistica che diventa la presentazione degli oggetti vostri nei vari negozi. Certo, abbiamo creato degli espositori a forma di manubrio o anche con delle forme un po' geometriche, e questo per valorizzare il prodotto anche con un packaging anche questo geometrico, e l'abbiamo fatto anche questo con materiali di riciclo, con pezzi di legna riciclati o manubri di biciclette buttati via. Voi siete dei ciclisti? Io no, ma i due fondatori sì.